antichi conti di Spilimbergo che in ogni occasione hanno saputo distinguersi per abilità e impegno. Ognuno nasce tra il 94 e il 98, ma diciamo che proprio in quest'ultimo anno, quindi nel 98, Leon Coronato ha finalmente acquisito la sua identità e si è impegnato per farsi conoscere anche al di fuori delle mura di Spilimbergo. Il gruppo di Spilimbergo è composto mediamente da una ventina di ragazzi, 10 sbagliatori e 12 musici, questo nella sua formazione media, e l'età va dai 13 ai 31 anni. Dovete sapere che gli spettacoli sono ideati dagli stessi sbandieratori e naturalmente diventano artisti e coreografi di loro stessi. A loro onore naturalmente, a loro onore.
volevo dire, per bandiere mi sembrava proprio più dilettante, vero? Ora si va sul serio. Questo ha fatto sicuramente almeno 2 settimane di palestra sulle macchine, vi garantisco. E non dire di no. Va bene, sì, vai, certo. Fai vedere i braccini, vai.
ancora qualche minuto di spettacolo in più per il loro saluto e naturalmente li ringraziamo. Una realtà della nostra regione, il gruppo degli sbandieratori del Leon Coronato sono presenti da 15 anni al Palio di Parma e si confrontano con gruppi provenienti da Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e altre regioni naturalmente, oltre che essere presenti in manifestazioni internazionali tra Italia, Austria e Francia. Piccolo sfondo anche per loro, sappiate che nel periodo estivo alcuni componenti del gruppo organizzano corsi gratuiti per tutti gli sbandieratori e sono aperti a tutti a partire dall'età di 11 anni. Grazie ancora a Spilimbergo, li accompagniamo con il nostro applauso. Mentre Spilimbergo esce, chiederei al Cordovado di alzare la bandiera e farsi vedere, perché vorrei un applauso forte anche per gli sbandieratori di Cordovado che ancora oggi sono presenti qua con noi. Un piccolo drappello che ha voluto mantenere il bene all'impegno preso con la manifestazione di Palmanova Bandiere Tamburi proprio per la coreografia finale.